sono collegati per questo momento di preghiera e di scambio di auguri un cordiale benvenuto. Don Cesare, a nome di tutto l'istituto, ha appena posto il bambinello nel nostro presente. È il segno che il Natale è iniziato, anche quest'anno, nonostante tutto. E allora iniziamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che viene a visitarci nel suo Natale sia con tutti voi. Ogni anno mi piace focalizzare una delle figure del presente, uno dei personaggi che stanno attorno a Gesù in questo momento così straordinario, in cui il Figlio di Dio viene a prendere dimora in mezzo a noi. E quest'anno ho voluto illuminare per me e quindi anche per voi adesso la figura di San Giuseppe, perché mi pare che ci rappresenti un po'. Pensate che cosa è avvenuto nella vita di questo giovane. All'improvviso un annuncio straordinario. La tua fidanzata sta per dare alla luce un bambino. Immaginatevi che stupore, ma anche che trepidazione deve aver provato Giuseppe in questo momento. Sapeva di non aver mai avuto rapporti con Maria. Maria era vergine, era una fanciulla. Soprattutto Giuseppe era un uomo giusto che rispettava la legge di Yahweh, la legge di Dio. Mai si sarebbe sognato che potesse accadere nella sua esistenza una cosa di questo tipo. Il Vangelo di Matteo non fa sconti e tratta la vicenda in modo quasi didascalico. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Già qui ce n'è abbastanza per rodersi il fegato. E io penso a quel povero ragazzo che in preda ai dubbi, in preda all'angoscia, non sa che cosa fare. Giuseppe certo non la prende benissimo. Scrive ancora Matteo: Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Insomma, ognuno per la sua strada, come se non fosse accaduto nulla. Forse era il modo migliore, dal punto di vista umano, per chiudere l'incresciosa vicenda. Ma Dio aveva altri piani per lui. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Il sonno travagliato di Giuseppe viene riempito da una sorta di seconda annunciazione e Giuseppe si fida di Dio e così viene assunto a tempo indeterminato come badante, come babysitter del Figlio di Dio. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Giuseppe doveva essere un pezzo di pane. Fa proprio come dice l'angelo. Però vedete, c'è un aspetto importante che dice che Giuseppe non è solo un pezzo di pane, ma è un uomo che sa affrontare la fatica, sa affrontare la prova. E sapete dove sta questo passaggio che indica la grandezza di Giuseppe? Egli lo chiamò Gesù. Giuseppe dà il nome al Figlio di Dio, non si tira indietro. E quando Maria dà alla luce il bambino, qualcosa in lui si sblocca. Evidentemente le parole, le profezie non bastavano, ci voleva qualcosa di concreto per farlo balzare in piedi e renderlo presenza attiva e partecipe del disegno di Dio. E così avviene. Come lo vede, il cuore gli si riempie di gioia e tutte le pene patite fino a quel giorno si volatizzano all'istante. E lo chiamò Gesù. Non come ordinato dall'angelo, non come suggerito Maria, ma egli lo chiamò Gesù. Giuseppe vive la volontà di Dio, la incarna e così diventa protagonista.
non una comparsa. Nei nostri presepi spesso la statuina di Giuseppe ha la faccia stanca, ha pure le occhiaie spesso, ma è sempre una faccia serena. Che io sappia, non è capitato a nessun altro uomo nella storia ciò che è capitato a Giuseppe, ma a tutti è capitato di soffrire una situazione di difficoltà. Pensiamo a che cosa sta accadendo al nostro tempo. Tutti siamo toccati, più o meno direttamente, da ciò che è avvenuto in quest'anno. Eppure è ancora Natale. Eppure, anche noi, come Giuseppe, siamo chiamati a dare un nome a quel bambino, e lo chiamò Gesù. E allora, anche le nostre occhiaie, anche i nostri occhi stanchi, di fronte al mistero del Natale, si riempiono di serenità, si riempiono di gioia. Cari amici, illuminati proprio dal Vangelo di Matteo e accompagnati dalla figura di Giuseppe, vorrei davvero augurarvi un Natale sereno, un Natale pieno di Gesù. Lui è l'essenziale, non serve altro, e che questa serenità e che questa essenzialità possa entrare nelle vostre famiglie e nella nostra scuola. Di cuore a tutti voi, Santo Natale, che la serenità di Dio entri e trovi posto nella vostra casa, nel vostro cuore. Preghiamo. Asciuga al bambino Gesù le lacrime dei fanciulli, accarezza il malato e l'anziano, spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei tu, divino bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei tu, il vero e unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della pace, dono di pace all'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia. Amen. E ora, prima degli auguri del preside e poi della benedizione finale, vogliamo compiere un gesto semplice, accompagnato dal canto Venite fedeli. È l'offerta dell'incenso. L'incenso rappresenta il simbolo dell'onore, il simbolo che si attribuisce alla divinità e alla regalità di Gesù. Lo portano i magi, ma noi vogliamo anticipare questo segno e dentro al profumo dell'incenso e al fumo dell'incenso che sale verso il cielo vogliamo ricomprendere tutte le nostre preghiere, tutti i pensieri buoni che portiamo nel cuore per le persone che ci sono care e per il nostro futuro. Cantiamo insieme.
Buongiorno e ben collegati, ben trovati anche per via digitale. Il mio augurio di Natale quest'anno è molto semplice, perché il Natale di quest'anno non può non essere semplice. È fatto di un aggettivo e un avverbio. Vi auguro un Natale comunque bello. Siamo costretti a rinunciare a vari altri aspetti del Natale, che sono il contorno. Ci resta la gioia, l'impegno, l'opportunità di andare al nucleo del Natale. Questo c'è e è a disposizione di tutti. Ci auguriamo che sia davvero così in ogni famiglia, in ogni classe, parlando in orizzontale della nostra scuola, in ogni persona che incontriamo. Vi auguro davvero di cuore un Natale bello. Come è possibile farlo? Ma con tutto l'impegno che il centro, il nucleo, lo stare bene in famiglia, il salutare una persona cara, lontana, il dedicarsi a qualcuno che ha bisogno, tutto quello che si può fare sia davvero fatto con l'impegno, magari qualche volta anche uno sforzo da parte di chi sarebbe un po' più vacanziero o un po' più pigro. E l'altro augurio collegato, e questo non ha bisogno di tante spiegazioni, è che il nuovo anno cominci bene e ci troviamo tutti a scuola in presenza il 7 gennaio. Buon Natale, buon anno a tutti di vero cuore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce il giorno santissimo del Natale, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio, che invitò gli angeli ad annunziare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi colmi della sua felicità e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio, che nella nascita di suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nella luce del Natale andate in pace. Auguri.